Perché siamo qui nel battistero del Duomo di Padova, affrescato da Giusto de Menabuoi nella seconda metà del Trecento? Perché qui si consuma una importante rivoluzione pittorica. La novità è la rivoluzione di questo tipo di pittura che nasce con Giotto proprio qui a Padova, è questo: rompere con la fissità della tradizione bizantina. Noi vediamo il Cristo Pantocrate in cima, circondato dal coro dei santi e fissati nel fondo oro. La rivoluzione della nuova pittura giottesca e di Giusto de Menabuoi è che il corpo viene valorizzato non per la sua immagine ieratica frontale, ma nella sua complessità. Che cosa c'entra Giusto de Menabuoi e Lullo? Ecco, Lullo certamente scrive dei libri che sono quindi indirizzati a un pubblico colto, ma nei libri di Lullo c'è la stessa esigenza che avranno Giotto e Giusto de Menabuoi: visualizzare il contenuto teorico, teologico dei suoi scritti. I suoi libri sono pieni di immagini, gli alberi, l'articolazione, le radici, il tronco, le foglie, oppure ruote che debbono mostrare nella loro mobilità, perché le ruote di Lullo si muovono, la cogenza del ragionamento. Tutto questo serviva per avvicinare le tre culture monoteistiche in un secolo dove si consumavano le ultime crociate. Lullo apre un segno di modernità. I tre monoteismi hanno una radice comune in Abramo. Ecco, da qua si parte per costruire un tessuto comune che sarà la base, la prima idea di un'Europa che si specchia attorno al Mediterraneo. Alla Biblioteca Marciana è custodito uno dei più importanti manoscritti latini lulliani, che contiene tra l'altro l'ars demonstrativa, ma contiene soprattutto una pagina, quella iniziale, un frontespizio, un presunto verosimile autografo di Raimondo Lullo, che dice testualmente: vobis Petro Gradonico istum librum transmittum et do ad laudem Dei. Questa è una parte della dedica autografa in cui Lullo dedica questo libro al doge Pietro Gradonico e ci attesta una relazione molto precoce tra Venezia e la Catalogna. E soprattutto è lì che Lullo dice: ego magister Raimundus Lull Catalanus. E non è certo la prima volta che lo fa, ma è un modo esplicito e anche autografo, in questo caso, di dichiarare la propria catalanità in un manoscritto che peraltro è scritto in lingua latina. La catalanità di Lullo è fondata anzitutto sui suoi testi. Buona parte delle sue opere sono scritte in volgare catalano, peraltro è uno dei primi Lullo che utilizza il volgare per scrivere opere filosofiche, opere letterarie, forse i primi romanzi. Parlo del Libro delle Meraviglie, che contiene il celebre Libro delle Bestie. Peraltro qui a Venezia abbiamo delle traduzioni molto precoci in lingua italiana con connotazioni venete del Libro delle Bestie. Ma la catalanità di Lullo è naturalmente fuori discussione dal punto di vista linguistico, è quello che potremmo dire il padre della lingua catalana, anche se, come sappiamo, ha scritto buona parte della sua opera in lingua latina, e per cui, come tutti gli intellettuali dell'epoca, si giostrava in un multilinguismo che potrebbe essere esemplare anche oggi, e di cui certamente Lullo è stato un antesignano, perché poi non utilizzava solo il latino e il catalano. Quindi dal punto di vista letterario e non solo, la catalanità di Lullo è certamente fuori discussione. Il secolo di Lullo è il secolo delle ultime crociate. Lullo vive a cavallo del 1200 e 1300, quando si consumano gli ultimi tentativi da parte della cristianità della riconquista di Gerusalemme. La vittoria dei cattolici
sancisce la compresenza di questa grande cultura secolare radicata nella Spagna, che è la cultura araba, con la quale Lullo è costretto a fare i conti per tutta la vita e inseguirà il sogno non solo della redenzione degli infedeli arabi ed ebrei, ma capirà che per conquistare arabi ed ebrei deve parlare la loro lingua, entrare nella loro cultura, e quindi questa continua tensione lo spingerà ad affrontare non soltanto molti viaggi nelle terre dei paesi arabi, ma a dialogare con queste culture. La conversione degli infedeli è dunque uno degli obiettivi che Lullo si prefigge per contattare Venezia, e lo fa attraverso un'opera che peraltro deriva da una sconfitta. Venezia subisce a Curzola nel 1298 una catastrofe navale, e forse viene anche rinchiuso e preso Marco Polo, ma questo è tutto da dimostrare. E comunque Lullo scrive questo dialogo tra lui, Raimundus, e un certo Pietro Veneto, che siamo per lo più concordi nel ritenere che sia Pietro Zeno, che viene menzionato anche nella dedica del manoscritto 200 di cui prima ho detto. In questa opera Lullo cerca di consolare Pietro dalla sconfitta subita. A che scopo? Allo scopo di rendere Venezia amica di Genova. Lullo aveva molti amici genovesi, aveva degli amici veneziani importantissimi, ma le due repubbliche marinare, diu vehemente grassantes, cioè sempre combattenti tra di loro, non erano utili al fine anche politico che Lullo si prefiggeva di sconfiggere e in qualche modo di persuadere, forse la parola più giusta, i saraceni alla conversione tramite appunto l'utilizzo di queste due grandi potenze dell'epoca. Questa vicenda del secolo delle crociate, che falliranno le ultime in maniera drammatica, ha il suo elemento formale nel concilio di Vienna vicino a Lione. Il papato si è trasferito ad Avignone, quindi è prigioniero del re di Francia, il quale per fare cassa impone al papa di mettere fuori legge i templari. Lullo verrà invitato a questo concilio, è molto vecchio ma molto autorevole, ultra ottuagenario, e il Papa gli chiederà dei consigli. Pensiamo che sono gli anni drammatici in cui nella Chiesa nascono e sono nati movimenti mendicanti, francescani e domenicani, che accusano la Chiesa di essere ormai trascinata nella mondanità, nella secolarizzazione, e disattenta ai valori fondamentali spirituali della religione. Lullo è un uomo vicino alle istituzioni, è vissuto alla corte di re aragonesi, ha frequentato molti papi conosciuti personalmente, e chiede al Papa di istituire cattedre di arabo, ebraico e siriaco nelle nascenti università cristiane d'Europa. E questo è un elemento che fa di Lullo un anticipatore straordinario, modernissimo, di questo dialogo interreligioso che ancora oggi nel nostro presente non riusciamo a gestire. Lullo acquisterà, perché era lecito nel mondo cristiano comprarsi uno schiavo arabo perché gli insegnasse la lingua, e c'è anche nel racconto della sua vita questo episodio drammatico che i familiari gli dicono che questo schiavo in sua assenza bestemmiava il Dio cristiano, e Lullo, che certamente era un collerico, fa per strangolarlo, e intervengono i familiari che lo convincono a chiedere perdono a Dio di questa sua collera. Lui si ritirerà in preghiera per 2 giorni, quando torna lo schiavo si è impiccato da solo. Ecco, questo elemento drammatico misura la voglia che Lullo aveva di conquistare la fiducia del mondo arabo attraverso la lingua, il confronto culturale, e a forza di leggere testi arabi e soprattutto della mistica sufica, di cui ci sarà traccia importantissima nel famoso libretto dell'Amik e dell'Amat, che è il dialogo fra Cristo e il cristiano,
lui dirà scherzosamente di sé: per tutta la vita ho tentato di convertire gli islamici, alla fine della mia vita mi chiamano il Christianus Arabicus. Il libro importante che Lullo lascia a documento di questa apertura è il libro del Gentile dei Tre Savi. I Tre Savi rappresentano i tre monoteismi. Di fronte al filosofo pagano, ognuno presenta la propria religione: l'ebreo, il musulmano e il cristiano. E alla fine il pagano dovrebbe decidere qual è la religione migliore. E la conclusione geniale del libro di Lullo è che non c'è una religione migliore di un'altra. Sono tutte e tre figlie del monoteismo abramico e sono tre religioni che hanno in sé gli stessi elementi che potrebbero portarli a una identificazione. Le caratteristiche del Dio cristiano, del Dio ebraico e del Dio musulmano sono quelle che Lullo prenderà come le dignitates Dei della sua ruota, del suo meccanismo combinatorio. Zettner è non solo un importante editore, ma è uno straordinario intellettuale che fa un'operazione destinata a lasciare traccia nei secoli successivi. Pubblica nel 1598 un'antologia di 10 opere di Lullo e 3 opere di Giordano Bruno che commenta opere di Lullo, e poi altre 2 opere di Cornelio Agrippa e di De Valeris. Che significato ha questa operazione? Questo libro uscirà ad Argentoratum, cioè l'attuale Strasburgo. Mettere assieme degli autori della fine del Cinquecento con un autore che è morto da 300 anni, ma evidentemente l'effetto, la presenza di Lullo nella cultura europea, nelle università, si insegnava nelle cattedre arte lulliana, ha fatto sì che alla fine del Cinquecento Lullo fosse un punto di riferimento per la cultura europea. Questo libro si troverà nelle librerie degli uomini colti per 200 anni. Newton aveva una copia di questo libro. Questa opera importantissima non distingue fra le opere cosiddette vere, autentiche di Lullo e quelle spurie, perché la filologia sorgerà più tardi per distinguere questi 2 ordini. L'importante è che si mettono assieme le opere relative all'ars lulliana, cioè una tecnica, un metodo per sapere di più, per organizzare il sapere. Quando lui scrive queste 280 opere, che ci perverranno anche se non tutte sono arrivate, quasi tutte scritte in latino e parte in catalano, queste opere portavano in calce l'elenco delle opere scritte fino a quel momento. Era un modo per Lullo di cautelarsi contro i furti della proprietà intellettuale, che a quell'epoca non era evidentemente sentita. Nonostante questa cura di lasciare in ogni manoscritto l'elenco dei libri scritti prima, appena lui muore escono sulla scena europea decine di opere a firma di Lullo, opere spurie, false, soprattutto opere di carattere magico-alchemico. Siamo nel 1300-1400 quando si diffonde in Europa il neoplatonismo, la suggestione magica, alchemica, e questa cultura arriverà fino alla fine del Cinquecento a dominare il secolo che vedrà nascere la scienza moderna, la scienza di Cartesio, di Galileo, di Copernico. Una certa semplificazione della cultura europea che vuole che fino alla fine del Medioevo dominasse, un pensiero irrazionale, suggestivo, religioso, e con l'umanesimo e il Rinascimento nascesse un pensiero moderno, razionale, scientifico, è una
stupidaggine, è sostanzialmente uno schema falso. Ciò nonostante, questa coinè di pensare che il Medioevo era portatore di non scienza cozza contro il fatto che il Cinquecento vede diffondersi magia, alchimia, suggestioni, astrologia fino all'interno dei padri stessi della scienza. Questo rischio di far apparire Lullo come il padre di un pensiero magico alchemico è stata una dei grossi problemi dell'interpretazione e della collocazione corretta di Lullo nell'ambito della cultura europea. Certamente lui non era né un mago né un alchimista, però era normale per quel tempo occuparsi di queste discipline. Anche la filosofia, la teologia sconfinavano nella medicina, teologi che si occupavano di medicina, medici che parlavano di filosofia e così via. Questa contaminazione ha reso possibile il rischio di una confusione. Qual è il vero Lullo? Se lui ha lasciato delle opere che possono far credere a una sua sensibilità magico-alchemica, è, secondo me, importante invece tirar fuori il corpus delle sue opere dove domina la parola ars brevi, ars generalis, cioè tecniche per una combinatoria che organizza il sapere. Nel libro di Zettner ci sono ben 3 opere di Giordano Bruno a commento di altrettante opere di Lullo. Bruno non sapeva che le opere che lui stava commentando, alcune di queste erano spurie, non erano lulliane, ma rientravano nella fantasia immaginifica di Giordano Bruno. Giordano Bruno, bisogna ricordarlo, muore tragicamente arso vivo a Campo di Fiori nel 1600. Da 50 anni era uscito il libro fondamentale di Copernico che fa la data di nascita della scienza moderna, ed è un uomo che non ha gli strumenti matematici per capire Copernico, ma ha la sensibilità filosofica per capire che il mondo di Copernico è il nuovo mondo, e apparirà un pazzo esaltato perché parla di infinito in termini suggestivi, mescolando tutti gli elementi della tradizione neoplatonica, proiettandoli un mondo che è già il mondo moderno. E in questo crocevia lui si serve di Lullo ed è il grande manipolatore, interprete, perfezionatore di queste ruote lulliane, che sono un elemento che attraverserà i 7 secoli, dalla vita e morte di Lullo fino al nostro presente. Certamente il fatto che questo libro esca nel 1598, 2 anni prima del rogo di Giordano Bruno, fa sì che l'Europa colta che ha in casa questo volume identifichi Lullo come quel mago pericoloso il cui allievo è stato arso vivo. La Chiesa, l'Armeno, l'Inquisizione chiederà al Papa, dopo il rogo di Bruno, di bruciare, di mettere all'indice anche le opere di Lullo, in quanto maestro di Bruno. Questa vicenda turberà certamente le coscienze di molti, perché è chiaro che è una vicenda drammatica. Potremmo anche ricordare che nello stesso anno in cui esce questo libro e si sta per preparare la condanna di Bruno, dalla Spagna viene mandato da Filippo II una delegazione che appoggiava il processo di santificazione di Lullo presso il Papa. La potenza della monarchia ispanica era tale che il papato avrebbe avuto difficoltà a negare questo, se non che la morte improvvisa di Filippo II e il rientro della delegazione spagnola fa sì che il processo a Bruno abbia seguito e che quindi anche le opere di Lullo vengano messe all'indice e per molti anni verranno segnate come opere pericolose. Ecco perché i possessori di quel volume di Zettner avranno particolare cura a non renderlo pubblico questo volume, perché questo volume è la documentazione di una condanna, quella di Bruno, e di una condanna morale del maestro di Bruno.
Raimondo Lullo. È curioso che alcune delle opere di Bruno che compaiono in questo libro di Zettner parlano di metodo cabalistico. Il concetto stesso, la parola stessa Cabala, ha sollevato nei secoli enormi problemi. Per molti anni si pensava che la Cabala fosse la tradizione interpretativa della Torah. Il grande Scholem, alla fine della sua vita, facendo degli studi proprio a Girona, si rese conto che la Cabala era una tecnica interpretativa della Torah nata dopo il 1000, quindi una tecnica moderna, una tecnica combinatoria delle lettere dell'alfabeto ebraico per scoprire se nella Torah, nel testo sacro, ci fosse un'altra volontà, che Dio avesse dettato quel testo nascondendo una sua volontà. Questa idea che la Cabala fosse una strada per scavare nel profondo ha affascinato non solo Lullo, ma soprattutto Bruno molti secoli dopo. Che cosa cercavano? Cercavano non solo la traducibilità di un linguaggio in un altro linguaggio, di un linguaggio nel linguaggio profondo, nei significati più profondi che ogni linguaggio può nascondere. Questo appartiene anche alla storia della scienza, perché anche la scienza ha bisogno di scoprire la capacità di codificare dentro cornici interpretativi, teatri sapienziali, eccetera, il sapere totale per non perdersi nel labirinto. Quindi la Cabala come una chiave, clavis universalis, concetto che sarà preso più tardi da filosofi come Cartesio, Bacone, Leibniz, eccetera. Quindi la Cabala non come un piccolo elemento di una cultura ebraica soltanto, ma che dalla cultura ebraica dilaga nel grande sapere della cultura scientifica e filosofica europea. Le ruote che noi troviamo sia nel corpus e in quella cosiddetta Cabala visiva che Giulio Busi ha pubblicato recentemente, dove si riporta un sistema di ruote che è identico alla quarta figura di Lullo nella sua Ars Brevis, sta a indicare che c'è certamente un passaggio di immagine che poi gli ebrei, i cabalisti o Lullo avessero in mente di fare con queste ruote qualcos'altro, questo è legittimo pensarlo. E certamente Leibniz, che sarà l'ultimo utilizzatore di questa cosa, ne farà un uso ancora diverso, ma questo appartiene alla complessità di questi fenomeni. Il discorso sul metodo è l'opera fondamentale della cultura occidentale, perché segna la nascita del pensiero moderno, del razionalismo moderno. 1637, 4 anni dopo la seconda condanna di Galileo. Cartesio prende le distanze da Galileo, non lo nomina neppure, il libro esce anonimo, ma tutta l'Europa sa che è di Cartesio. In questo libro c'è un fatto straordinario, curioso. Non viene nominato nessuno, è un dialogo, è quasi una riflessione spirituale di Cartesio con se stesso e nel dialogo con se stesso ammette soltanto Dio. Questo dialogo fra Dio e l'io di Cartesio assume una sproporzione vistosa perché Dio comparirà per 50 volte e l'io di Cartesio per 500 volte. Questa è la misura della considerazione che ha Cartesio del proprio io nei confronti di Dio. In questo dialogo spropositato e sproporzionato compare il nome di Lullo ed è stranissimo perché Lullo è morto da 300 anni e Cartesio lo evoca per dire: il mio metodo non è come l'arte di Lullo che serve a dedurre cose che non si sanno da cose che non servono. Cioè una cosa stupida, ma che senso ha nominare una persona di cui non apprezzi nulla in un momento in cui non c'è nessuna necessità perché è morto da 300 anni? La spiegazione è soltanto un'altra, che nel carteggio privato di Cartesio, per tutta la sua vita, Cartesio è ossessionato dalla presenza di Lullo. Siccome anche Cartesio insegue il sogno della matesis universalis, cioè di un sapere totale, di una chiave risolutiva di tutti i segreti del sapere, si interroga e interroga i suoi amici se questa chiave non sia celata nell'opera di Lullo. E quando gli dicono che non è conosciuta l'opera di Lullo, Cartesio stesso dice: per caso conoscete il commentario di Agrippa
sulle opere di Lullo, commentario che comparirà nel 1598 nell'opera antologica di Zetzner. La parola méthode, così come compare nel libro importante che Discours de la méthode di Cartesio, ha un suo significato perché è una parola di origine greca, methodos. La parola methodos scompare nei 1000 anni della latinità. Praticamente nella cultura latina noi non vediamo mai la parola methodus. Compare un paio di volte in Vitruvio per dire metodi geometrici, ma i latini la traducono con ratio, con tecne, con misura. E allora perché ricompare nel tardo Medioevo e Cartesio ne fa lo strumento della sua modernità? Il metodo sarebbe qualche cosa che serve a strutturare le discipline scientifiche diverse. Metodo non è qualche cosa che appartiene a una disciplina, ma è ciò che caratterizza le discipline che vogliano essere scientifiche. Quindi certamente Cartesio si appropria di questo concetto importante della parola metodo. Però la cosa curiosa è che qualche anno prima era comparsa a firma di Sanchez e Lizarazo un grosso volume intitolato Generalis et Admirabilis Methodus Artis Lulliane, cioè Sanchez vede nell'arte di Lullo il metodo esattamente nei termini in cui ne parlerà Cartesio: scomposizione di elementi semplici, analisi, sintesi ed enumeratio, esattamente la scaletta che compariva nel metodo di Lullo, cioè nell'arte di Lullo. Non solo Sanchez, ma prima di lui Halsted, in un altro libro importante all'inizio del Seicento, quindi prima dell'uscita del libro di Cartesio, parla dell'arte di Lullo come del metodo della modernità. E prima ancora Giordano Bruno parlerà anche lui di metodo. Il Cinquecento si conclude con questa enorme figura di sovrano di mezzo mondo che è Filippo II, sovrano in Europa, ma padrone del Messico, delle Filippine, del Brasile, di tutte le colonie portoghesi, e diritto alla successione in 7-8 regni europei. Potere enorme perfino sul papato, mantiene gli ordini mendicanti francescani e domenicani. Questo personaggio costruisce il simbolo del suo potere, l'Escorial, con 2 architetti che lui ha formato alla scuola di Lullo. Perché costruisce questa struttura, un cubo inserito in una logica di sfera, con triangoli inseriti nelle sfere, inseriti nei quadrati? Questa sembra una fantasia allucinante, ma è in realtà una struttura che viene desunta da un'opera di Raimondo Lullo, e Filippo II formerà i suoi architetti con le teorie di Lullo. Sarà un grande organizzatore di cattedre lulliane nelle sue università, e c'è da domandarsi perché avesse investito in questa figura. Lui voleva che i suoi ambasciatori, gli amministratori del suo immenso regno, gli rappresentassero in maniera organica ma efficace e sintetica la complessità di queste realtà. Si parla del Brasile, delle Filippine, del Messico. Allora, un ambasciatore lullista che cosa doveva avere? Una capacità di rappresentare al suo sovrano la totalità di queste realtà complesse, sistemi complessi. E ancora una volta, quindi, l'arte di Lullo è visto come un metodo per organizzare il sapere, organizzare il potere e organizzare anche la struttura architettonica che deve rappresentare il panoptico totale. Dall'Escorial, Filippo II vuole guardare e dominare il mondo. Di Lullo parlano i grandi maestri del Rinascimento, i padri del metodo scientifico, Cartesio, Francis Bacon, Hobbes, ma tutti parleranno di Lullo in termini negativi, quasi che dovessero respingerlo nel suo secolo, nel Medioevo. Siamo nel pieno Seicento, la scienza si sta affermando, anche se il contrasto con le resistenze dell'Inquisizione, della Chiesa, eccetera, del rifiuto del copernicanesimo, ritarda questa modernità. Il primo che invece fa un esplicito riconoscimento del ruolo di Lullo in senso positivo è Leibniz.
da giovane, giovanissimo, non aveva ancora 20 anni, che scrisse il De Arte Combinatoria, dove si rifà esplicitamente a Lullo, all'ars combinatoria di Lullo. E questo è importante perché Leibniz sarà il ponte tra il pensiero classico, rinascimentale del Seicento, e il pensiero moderno. A Leibniz si rifaranno i grandi matematici del nostro Novecento e quindi è importante. Si dice, per ridurre il peso dell'autorità di Leibniz, che Leibniz fosse affascinato dalle ricerche complicate di Lullo soltanto da giovane, da giovanissimo. Non è vero, perché per tutta la vita Leibniz ritornerà a Lullo. E non solo. Se pensiamo che Leibniz, contemporaneo di Newton, sarà uno dei padri fondatori del pensiero moderno, matematico, del calcolo infinitesimale, è interessante che anche in occasione di questo lavoro Leibniz riconoscerà in Lullo un padre, un precursore. Leibniz, anche quando sarà un uomo maturo e accosterà la sua attività di filosofo a quella di consigliere politico, si troverà di fronte a un'esigenza tipica della modernità complessa. Consigliere del Re Sole di Pietro di Russia, si sente fare questa esigenza, proporre questa esigenza, risolvere il problema di come un sovrano possa parlare, comunicare a 200 popoli sotto di sé, parlanti lingue diverse. Che cosa può unire, che cosa può consentire a un sovrano di parlare al proprio popolo complesso, se non una lingua che sia la lingua universale? E Leibniz si troverà, da persona adulta, a recuperare le stesse identiche curiosità e fantasie che aveva avuto da giovane quando scriveva il De Arte Combinatoria, e scoprirà che nella fantasia di Lullo c'erano i germi di questa modernità. La lingua universale è anche la lingua della scienza. I moderni matematici della fine dell'Ottocento e primi del Novecento, che fonderanno la matematica moderna, Peano, Frege e Russell, hanno esattamente la stessa esigenza che aveva Leibniz con i suoi sovrani. Una lingua universale per le discipline, una lingua più radicale, più fondamentale della stessa matematica, della stessa logica. Questo era in voce il pensiero di Lullo. A metà dell'Ottocento George Boole fissa le regole di quello che si chiama l'algebra di Boole, il calcolo binario. Ma Boole non è l'inventore del calcolo binario. C'è un'antica tradizione che risale a Lullo. Quando Lullo nelle sue ruote dispone delle lettere e raccorda le lettere che stanno sui diversi cerchi che si muovono uno sull'altro, propone il calcolo binario, la correlazione 1-1, alla quale lui dà certamente dei significati. Le lettere di Lullo sono le dignitates Dei, che costruiscono il mondo, quindi c'è una visione ontologica, metafisica. Però il formalismo di ruote con dei segni algebrici, numerici, letterari che si combinano è la base dell'intuizione di Boole. Ma a sua volta Boole avrà lo spunto da un'esigenza molto concreta. All'inizio dell'Ottocento Jacquard inventa la scheda perforata per far funzionare meccanicamente i telai che fanno i tessuti. Questa geniale intuizione 0-1, buchetto o stoppato per far passare gli uncini che prendono i fili e fanno il tessuto, la trama dei tessuti, dà a Boole l'idea di questo calcolo 0-1. 1 è la totalità, 0 è la negazione della totalità. Ma addirittura questi due concetti si possono ritrovare nel calcolo fantastico di Lullo. 1 era Dio, la totalità, l'esistenza, 0 era la negazione. Questo calcolo binario sarà alla base della modernità, cioè sia Peano che Frege che Russell prenderanno da Boole e svilupperanno un linguaggio fondamentale. E in tutti e tre i padri del pensiero moderno, di questo logicismo, cioè qualche cosa che sta fra la logica e la matematica, ma più fondamentale, a
radici esplicite in Lullo. Che cosa fa Peano? Peano dice che tutta la matematica può essere basata su 3 concetti fondamentali: il concetto di numero, il concetto di zero e il concetto di successione. Russell inventa alcuni elementi se, allora, come sintassi base del linguaggio, appunto, logicista. Frege inventerà una sua ideografia fatta di pochi segni. Tutti e 3 rispondono all'esigenza che aveva Lullo. Pochi, 9 lettere, 9 dignitates Dei sono sufficienti per costruire il mondo intero. Complicando e combinando queste dignitates in queste ruote di Lullo che sembrano degli arabeschi, perché sono milioni e miliardi le combinazioni che si possono fare, dietro questo arabesco c'era già un'intuizione che fa di Lullo un anticipatore, non tanto del computer, ma di un pensiero computazionale moderno. Lullo aveva nel suo secolo il problema di capire il mondo, che era un mondo creato da Dio, e quindi questa esigenza continua di riconoscere la capacità di Dio di nominare le cose e farle esistere è la sua esigenza del suo tempo. Allora, dove sta la connessione? Perché possiamo vedere Lullo anche nella macchina di Babbage? Babbage è un grande matematico che vive nell'Ottocento e sviluppa questa macchina che è una macchina di calcolo, quindi non dovrebbe essere una macchina che ti dà il sapere universale. In questo senso è molto lontana l'esigenza di Babbage da quella di Lullo. Babbage era un uomo moderno che riceve la cattedra di Newton a 20 anni, non andrà mai ad insegnare, ma vuole costruire una macchina che faccia i conti, che eviti all'uomo la noia mortale del calcolo ripetitivo. Quindi non cerca una macchina euristica, una macchina scopritiva, una macchina che inventi qualche cosa che non c'è, una macchina che faccia velocemente le cose che ci sono. Allora, questa è la macchina di Babbage. Che dentro il pensiero di Babbage ci sia molto della tradizione che va da Lullo fino all'Ottocento, questo è fuori discussione, perché tutti, anche Pascal, anche Leibniz, Cartesio, avevano pensato a macchine calcolatrici che potessero fare qualche cosa di più del semplice calcolo, che potessero pensare. Turing è certamente un uomo che ha sviluppato e potenziato una macchina che poteva sembrare una macchina sterile per i sognatori. Ma se si pensa che si continua a insistere oggi sulla impossibilità di portare Lullo alle soglie della modernità, perché si dice nelle ruote di Lullo alcune combinazioni sono sterili. Se metti due alfabeti, A con A non dà nessuna combinazione utile. Pensate che cosa farà Turing per aiutare il suo paese, l'Inghilterra, a decifrare i codici segreti tedeschi che mandavano i sommergibili a bombardare Londra. I codici cifrati sono una serie di lettere mescolate. Per metterle in chiaro bisogna mescolare queste lettere con miliardi di combinazioni, esattamente come avveniva con la macchina lulliana. Miliardi di combinazioni che erano il più delle volte sterili, inutili, insensate, ma servivano ad arrivare a quella serie di combinazioni che dava il messaggio decrittato. Domani mattina l'ora X partirà dalla costa tedesca verso la costa inglese una serie di sommergibili che devono bombardare Londra. Ma per tirare fuori questa frase significativa, migliaia di uomini dell'esercito inglese erano messi davanti ai rotori, queste macchine di Turing, che scaricavano miliardi e miliardi di informazioni del tutto sterili. Allora, non è che la combinatoria sia produttrice di sterilità. Nella massa della sterilità c'è anche il significato, la decodifica del messaggio segreto. E allora, come Turing ha dimostrato nel Novecento la potenza di questo calcolo che nella complessità trova la chiave, la clavis universalis di cui si parlava sia per Lullo sia Leibniz, è
una chiave che può portare a una grande concretezza. Possiamo collocare come uno degli anticipatori del nostro pensiero un uomo vissuto nel tardo Medioevo. Questa è una tesi che ha affascinato molti studiosi, ma che ha anche diviso gli studiosi. C'è chi dice che Lullo comunque resta un uomo di un altro millennio e c'è invece chi lo vuole fare un nostro contemporaneo. Il rischio era che negli anni 60 di Lullo si parlasse come di un padre della mnemotecnica moderna. La mnemotecnica o la tecnica della memoria è stata qualcosa che ha accompagnato la storia dei 2500 anni della nostra civiltà occidentale. Cioè, nei tempi in cui si doveva fare una lezione, una difesa in Senato, nel foro di una causa, non si poteva andare con le tavolette di cera che erano ingombranti, quindi bisognava avere degli schemi mentali semplici che erano sempre abbinati a immagini e luoghi. Questa mnemotecnica, un po' banale, era comunque qualcosa che faceva ordine con quantità finite di informazioni, di cose da ricordare. La mnemotecnica di Lullo è completamente diversa. Anche Lullo ha il problema del ricordare e di organizzare i dati informativi, ma il suo sistema produttivo va al di là della mnemotecnica come immagazzinamento. E allora lo possiamo avvicinare proprio alla nostra contemporaneità. I primi nostri computer si chiamavano ordinateur, facevano ordine su una quantità finita di schede che ciascuno di noi aveva e i primi computer ci permisero di mettere dentro in ordine e quindi di recuperarli con una serie di chiavi quantità finite di informazioni. Quando la rete ha offerto a ogni studioso la possibilità di immettere nel grande mare della memoria universale la quantità finita di nostri dati, il risultato è stato qualcosa di virtualmente infinito, perché a nessuno è dato di fare la ricognizione di tutta la memoria depositata nella rete. Il paradosso è che Lullo è molto più vicino a questo concetto moderno che non a quello della mnemotecnica come stoccaggio di quantità finite dentro un piccolo armadio. Questo fatto lo pone come un grande visionario anticipatore della nostra modernità. Oggi che siamo di fronte all'impossibilità della comunicazione e abbiamo appunto idealizzato certamente nella rete, nella grande rete universale, lo spazio, l'agorà moderna perché le culture diverse si confrontino, qualche volta c'è il rischio che noi moderni ci labirintizziamo in questa offerta di informazioni non controllate e non controllabili. Lullo, nella sua sintesi della sua Ars Brevis, dirà esplicitamente che questo sistema di ruote concentriche lo ha ricevuto da Dio come un messaggio salvifico per sé e per il mondo del suo tempo. E dice esplicitamente per scrivere il libro migliore del mondo, per fare tutte le domande e avere tutte le risposte. Quindi Raimondo Lullo non è un uomo del lontano Medioevo, un uomo del nostro tempo, un uomo che ha dato dignità letteraria al catalano, scrivendo i primi testi letterari ed è oggi riconosciuto come radice dell'identità culturale nobile del mondo catalano. Come secondo elemento ha saputo nel secolo delle ultime grandi drammatiche crociate trovare la radice comune dei tre monoteismi. Abramo unisce le tre religioni, non le deve dividere e quindi anche in questo senso ha anticipato un'idea di Europa che si specchia sul Mediterraneo dove sono nati i tre monoteismi. Il terzo elemento che ne fa un nostro contemporaneo è questa sua
passione per la computazione, questo gioco delle ruote meccaniche che si combinano all'infinito per scrivere il libro migliore del mondo, per fare tutte le domande e dare tutte le risposte, è qualcosa che ritroviamo nella nostra contemporaneità. Tutti cerchiamo nella computazione, nel meccanismo della informatizzazione della rete, la possibilità di costruire la nuova Torre di Babele. Bisogna che la Torre di Babele non sia il nuovo labirinto. E in questo senso Lullo ci è compagno di strada.